Questo qua, si è visto gli anni che stiamo attraversando, avvicinarsi a cosa? Hanno aperto spaghetti? No, beh, Lasciami stare, dai. può essere importante Bravo. da qui il messaggio importante. Non so cosa sia il problema, guarda, sono qua, l'ho visto tanto e per il resto ci sentiamo poco, dai. Inutile fare. Volevo capire solo cosa venivo a fare qua io, ho tante cose da fare, 30 giugno. Ha detto che hanno scritto, però che hanno scritto la... Sì. Beh, se qualcuno ha scritto così vuol dire che qualche motivo ci sarà, no? Si parla di questo buco lasciato dalla precedente gestione, ma è vero questa cosa? Ragazzi, ma non lo capivo, perché non parliamo di calcio invece parlare di siete diventati tutti ragionieri, commercialisti? Il calcio è una roba diversa dai numeri. Poi vedete, a Padova è diventato tutto. E a me fa una roba che fa talmente uno schifo che mi parla personalmente e dico, io a Padova non ci andrò mai più neanche se mi dà l'Oriman, perché non si parla di quel modo lì. I giornali di tutto di più. Perché alla fine finanza, ma che a me non dei problemi. Però delle cose veramente fuori del mondo. Finirà sta menata e dopo so io come comportarmi. Questo devo poi scrivere tranquillo. Con parecchia gente. Senta, ma Lo farò con grande cattiveria stavolta. com'è? Lo farò. Ma verso chi, Presidente? Perché Verso non te si lo dirò capisce. quando è il momento. Verso l'attuale proprietà? Verso. La... C'è da niente Diego da però, proprietà. no. C'è da niente. Eccolo qua. Questo è uno dei bravi. Vado via. Però il Padova sta rischiando di fallire. Vado via perché. Non possiamo parlare. No.